40 anni sono una tappa importante, siamo emozionati, voglio ringraziare tutti i volontari della provincia di Treviso. 40 anni di ascolto, assistenza e speranza, 40 anni trascorsi accanto ai pazienti colpiti da malattie del sangue e alle loro famiglie, sostenendo la ricerca e contribuendo a migliorare la qualità delle cure. Noi continuiamo a sostenere le famiglie con servizi diretti, quali le case AIL, l'assistenza del trasporto sociale, nutrizionale, dietologica, legale, l'assistenza oncoematologica pediatrica su tutto il territorio, ma direi che il punto fondamentale su cui deve puntare AIL Treviso è continuare a finanziare la ricerca. Attualmente stiamo finanziando 12 progetti di ricerca che sono ricerca per le nuove terapie e quindi questo continueremo a farlo con molto impegno. AIL Treviso celebra un traguardo importante ripercorrendo una storia fatta di volontari, medici, donatori e tanti gesti di solidarietà che dal 1986 ad oggi hanno fatto la differenza nella vita di migliaia di persone. Sono realtà quelle come l'AIL che sono decisive e essenziali per la nostra società. Sono quelle realtà che organizzano, strutturano e stabilizzano nel tempo, danno una solidità alla solidarietà e alla vicinanza alle persone. Un anniversario che non è solo un momento di festa, ma anche l'occasione per rilanciare l'impegno verso il futuro. AIL Treviso è diventata un punto di riferimento insostituibile. L'associazione garantisce un aiuto tangibile all'ematologia dell'ospedale Cafoncello e allo IOV di Castelfranco, finanziando progetti e investimenti costanti nella ricerca scientifica e nell'acquisto di nuove strumentazioni. In questi 40 anni i progetti che sono stati finanziati sono stati dei progetti che addirittura hanno anticipato i nostri servizi e i nostri bisogni a favore dei nostri cittadini e dei nostri pazienti. Sono 40 anni dove ogni giorno AIL si è impegnata per i malati, per la ricerca e per lo sviluppo delle strutture ospedaliere ematologiche del Veneto. Quindi non ha mai avuto un giorno di sosta e credo che oggi la festa debba essere veramente grande per quanto AIL ha fatto in questi anni, con una dedizione estrema da parte di tutti i volontari.